ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento con la Biblioteca Provinciale, questa volta realizzato non solo dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano, ma anche insieme all'Ufficio Bilinguismo e al collega Luca Bizzarri, che ci ha fatto conoscere un autore interessante, un giovane, di origini calabresi, che ha una storia veramente particolare, anzi una valigia di storie, come dice lui. Michele D'Ignazio. Il suo libro, pubblicato da Rizzoli, si intitola Il mio segno particolare. Abbiamo scelto di presentare questo libro e di presentarlo insieme appunto all'Ufficio Bilinguismo proprio perché si tratta di una storia particolare, di un'autobiografia e soprattutto si inserisce in quello che è un contesto e di una azione che la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta sta promuovendo in questo periodo ed è quello di far conoscere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Michele D'Ignazio ci racconta la propria storia singolare, molto accattivante, in una maniera vivace, allegra, ma assolutamente interessante, che ci spinge a riflettere su quello che è il tema dell'accettazione, dell'inclusione e quindi uno dei tanti obiettivi che ci vogliamo impegnare a raggiungere tutti insieme a livello globale, proprio attraverso un approccio nuovo alla vita insieme, una vita fatta di rispetto, di inclusione, di positività e soprattutto ancora di nuovo di rispetto per le persone, per l'ambiente, per le tradizioni, per la cultura, all'insegna anche di un approccio nuovo e più solidale, sostenibile, come viene rimarcato appunto dal programma dell'Agenda 2030. La storia di Michele D'Ignazio è una storia molto interessante, come vi dicevo, e soprattutto è bello ascoltarlo direttamente dalla sua viva voce, come avremo occasione fra poco, ma soprattutto leggerlo, leggere questa valigia di storie che regala e che, come anche ha sottolineato lo stesso autore, ha un valore universale, proprio come hanno gli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere insieme. Per avere una consapevolezza di come fare la cultura, la lettura e la comunicazione, questa rete che si crea tra le persone, sono aspetti fondamentali. E anche la biblioteca può giocare un ruolo importante in un processo educativo solidale che le persone, gli stati e la civiltà, la società civile, inevitabilmente, per fortuna, sono chiamati a realizzare e in maniera partecipativa. Ma non mi dilungo, vi invito a rimanere sintonizzati su questo canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Vi ricordo anche le precedenti iniziative, abbiamo parecchie presentazioni di libri che potete rivedere sempre su questo canale, oppure rivolgendovi alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano allo 0471 264444 oppure scrivendoci a info@bp.claudiaugusta.it avere le informazioni per come iscriversi, partecipare ed accedere ai servizi gratuiti della biblioteca e soprattutto rimanere in contatto con noi. Un arrivederci a presto e rimanete sintonizzati con noi. Grazie. Sono molto contento di poter introdurre con poche parole l'opera proposta oggi dalla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Si tratta dell'ultimo libro di Michele D'Ignazio, Il mio segno particolare. Michele D'Ignazio è un giovane autore, classe 1984, diventato famoso al grande pubblico per la sua prima opera, edita sempre da Rizzoli, che è La storia di una matita, la divertentissima storia di una matita e delle sue avventure, che partita per il mondo vuole diventare illustratrice. Michele D'Ignazio torna adesso nelle librerie con Il mio segno particolare, un'opera autobiografica che racconta della sua storia, del tema della diversità e di come la diversità debba essere valorizzata. È un libro rivolto in prima battuta ai bambini e alle bambine, ma a ben vedere, leggendo il libro, ci rendiamo conto che, come tutti i libri di Ignazio,
queste storie si rivolgono anche e forse in particolar modo al mondo degli adulti. L'opera di Michele D'Ignazio è importante, è stata per me fondamentale quando mi occupavo di educazione alla cittadinanza, perché offre tantissimi spunti di riflessione e di discussione con i bambini delle scuole elementari sui grandi temi della cittadinanza. Il mio segno particolare, parlando appunto di diversità e di valorizzazione della diversità, dei segni fisici che caratterizzano ognuno di noi, ci dà la possibilità di fare un grandissimo lavoro che va al di là dell'opera stampata. Michele D'Ignazio mi è capitato di conoscerlo personalmente perché l'estate gestisce una piccola ma bellissima, straordinaria locanda nel centro di un paesino calabrese di San Nicola Arcella. E devo dire che rileggendo la sua opera rivedo molto dello spirito sognatore, ma anche molto combattente del suo autore. Quindi non mi rimane che lasciarvi alla viva voce dell'autore del mio segno particolare, che è appunto Michele D'Ignazio, e augurarvi buona lettura. Quante volte avete sentito, forse avete anche pronunciato una frase del genere? Sì, devo dire che è bello. L'unico neo però è che... Ecco, allora io mi chiedo, perché in Italia si parla in negativo dei nei? Per esempio in Francia li chiamano chicchi di bellezza. In Spagna invece lunares, perché sono satelliti e fanno pensare alla luna. Molto bello. Invece in inglese li chiamano skin mole. Skin sta per pelle, mole invece sta per talpa ed è un'espressione che evoca appunto le montagnole marroni che le talpe creano quando emergono in superficie. Molto molto fantasioso. Mole però è anche il molo, quello dei porti dove le navi sono pronte per salpare. Allora chissà dove mi porteranno i miei racconti per voi, chissà in quali mari mi faranno navigare. Ecco, vi ho appena letto, o meglio raccontato, una parte del mio prossimo libro che si intitola Il mio segno particolare. Ed è un libro molto speciale per me perché per la prima volta è un libro autobiografico in cui il protagonista sono proprio io e vi racconto la mia infanzia a partire dalla mia rocambolesca nascita e anche la mia adolescenza fino a qualche puntatina alla contemporaneità, ai giorni nostri. Devo dire che tantissime volte i bambini me lo hanno chiesto: perché non scrivi un libro sulla tua vita? Ecco, forse perché quando vado a scuola e li incontro racconto tantissimi aneddoti sulla mia infanzia, su di me, però proprio un libro intero che parli di me fino a qualche anno fa non lo avevo preso seriamente in considerazione. Forse sottovalutavo la grande valigia di storie che tutti noi ci portiamo dietro, sottovalutavo anche l'importanza di condividere queste storie con gli altri. Allora ci sono stati un po' di incontri speciali che mi hanno convinto appunto a raccontare la mia storia. Innanzitutto un incontro speciale con una bambina che proprio come me aveva tanti nei sul viso. E poi anche il ritorno dopo molto tempo in un ospedale. Ecco, da questo punto in poi mi sono riaffiorati in mente tantissimi ricordi. Quindi, come dire, nel mio segno particolare troverete una parte importante della mia vita, molti dei miei segni particolari, a partire dalla mia chioma cespugliosa, alcuni viaggi che ho fatto, i libri che più mi sono piaciuti, ma soprattutto un mantello gigante che mi porto dietro da quando sono nato e che, come dire, mi ha fatto vivere tante esperienze, mi ha dato, come dire, un po' di magia nella mia vita, non solo di bambino.
Quello che voglio raccontare appunto è non solo il mio segno particolare, ma la bellezza e la meraviglia di tutte le particolarità. Succede una cosa strana a volte quando parlo del mio segno particolare. Tra una parola e l'altra inciampo, sorpreso dall'impressione di non essere io il protagonista della storia, perché ne parlo veramente a cuor leggero, come se fosse avvenuto un distacco netto. Allora mi fermo a riflettere pensando: aspetta un attimo, ma sto raccontando qualcosa di me, sto svelando storie molto personali che riguardano la mia infanzia. Eppure non c'è da spaventarsi. Prendo coscienza, una volta di più, che la grandezza della scrittura risiede proprio in questo. Un distacco a volte fa vedere bene le cose e le mette a fuoco, una liberazione, nel senso buono del termine. Una trasformazione della storia che da personale diventa universale. La mia storia diventa la storia di tanti, tantissimi. È una sensazione strana e particolare, ma bella e importante. Ed è ciò che mi fa amare la letteratura come poche altre cose al mondo. Allora, sono qui sotto uno dei miei alberi preferiti, un gelso. Siamo a fine aprile, ha iniziato a fare le foglie, fra poco sarà una specie di piccola stanza con le pareti di foglie, ma soprattutto di gelsi, che sono buonissimi come delle more, buoni sia da acchiappare e mangiare sotto l'albero, sia per farci la marmellata. Sono qui per leggervi un piccolo brano dal mio libro più recente, pubblicato con Rizzoli, come tutti gli altri, e si intitola Il mio segno particolare. Ci assomigliamo, non so se avete notato, forse oggi mi dovevo tagliare la barba, però insomma senza barba siamo molto molto simili. Allora vi leggo un breve estratto sperando di incuriosirvi. È una storia molto importante per me perché è una storia totalmente autobiografica. Racconto tutta la mia infanzia e la mia adolescenza a partire proprio dal giorno della mia nascita, quindi sono molto contento di condividerla con voi. E vi leggo quella parte in cui inizio a svelare più o meno quello che è uno dei miei segni particolari, forse il più importante di tutti. Ascoltate bene. Vengono qui da tutto il mondo, disse il dottor Standoli ai miei genitori. Bambini come me? Certo, esclamò, senza fare una piega. Qualcuno ce l'ha su una gamba, qualcuno su un braccio, chi su tutta la parte sinistra del corpo, chi nascosto tra i capelli, chi invece proprio sul viso, come se avesse una maschera. E io? Dove ce l'ho io? Me lo spiegate per favore? Quello di vostro figlio, disse il dottor Standoli, inizia sul collo, continua sulle spalle e scende giù per tutta la schiena. Abbiamo una definizione ben precisa per questi casi, li chiamiamo a mantellina. Quindi per il dottor Standoli non fu difficile capire quello che avevo, ne vedeva tantissimi come me. Non ero poi così unico e speciale e quasi quasi c'era da rimanerci male. Ma volete spiegarmi per favore che cos'è che ho che mi parte dal collo e mi finisce giù in fondo alla schiena? Si tratta di un neo, disse il dottore. Perfetto, che problema c'è? Tutti hanno dei nei. Però, dopo pochi secondi, Standoli aggiunse un aggettivo di quelli altisonanti che ti segnano per tutta la vita. Gigante. Va bene, stiamo calmi, adesso inizio a capirci qualcosa. I nei solitamente sono piccolini, un po' nascosti, magari appaiono vicino alla pancia o sotto un'ascella, fanno simpatie e dopo un po' uno si dimentica di averli. Il mio, invece, era enorme. A mantellina, aveva ripetuto il dottor Standoli. Beh, copriva tutta la schiena. Se copriva tutta la schiena non era poi tanto inaina. Era proprio come il mantello di Superman, enorme e svolazzante, un mantello gigante. Quindi, se provavo timidamente a guardarmi allo specchio, quello che si vedeva sotto il viso
era la mia pelle bicolore, dove la parte marrone era il neo, petto, collo, spalle, schiena e anche un po' sul braccio sinistro. E poi avevo tantissimi satelliti, perché il neo gigante non appare mai da solo, vuole compagnia. E così avevo una miriade di piccoli nei sparsi qua e là per il corpo, a partire dal viso. Erano satelliti, come la luna. Infatti, in spagnolo i nei si chiamano lunari. Rieccomi qui sotto il gelso a svelarvi qualche altro piccolo particolare del mio libro più recente, Il mio segno particolare, pubblicato con Rizzoli, al suo interno anche delle illustrazioni che sono state realizzate da Francesca Leoneschi, illustrazioni che riguardano degli oggetti, perché questo è un libro fatto anche di oggetti, come una musicassetta, che insomma magari i più piccoli adesso non l'hanno mai vista, non l'hanno mai toccata, però insomma chi ha più o meno la mia età e oltre se le ricorda bene, quelle musicassette in cui il nastro si doveva sempre un po' riavvitare. E poi c'è una valigia, a me molto cara, soprattutto per chi mi ha incontrato durante i tanti incontri realizzati nelle scuole. E poi c'è anche la bicicletta. Per me la bicicletta è stata una grande maestra, lo ripetevo spesso anche prima di scrivere il libro, e la bici ritorna spesso nel mio segno particolare, quindi vi leggo una piccola parte contenuta nel paragrafo intitolato Danzando con la mia ombra. Eccoci qua. Grazie alla bicicletta ho iniziato a conoscere la mia terra, la Calabria, in tutta la sua stupefacente bellezza. Una cosa che mi piaceva pedalando era la mia ombra che si stagliava sull'asfalto. Era agile, scattante, veloce. Quando mi alzavo sui pedali per andare più forte, sembrava danzare. Si spostava a destra e a sinistra, ritmicamente. Mi faceva sentire forte e sicuro, in mezzo a tante incertezze. Pedalavo in libertà e mi lasciavo inebriare dall'aria colma di odori, come oggi. Il traguardo era vicino e la bici continuava a regalarmi insegnamenti. Mi fece capire cosa sono la pazienza, la costanza, l'umiltà e la lealtà. Mi insegnò che davanti ad un'altissima montagna da scalare non bisogna mai guardare la vetta. Le gambe inizierebbero a tremare e la sfida potrebbe sembrarci troppo grande da portare a termine. È meglio affrontare la salita curva dopo curva, tornante dopo tornante. A poco, senza accorgersi troppo della fatica, ci si ritrova in vetta. È una sensazione bellissima e dopo una salita c'è sempre, chiome al vento, una lunga discesa. Oggi è proprio una giornata perfetta per andare in bicicletta, anche se a quanto pare vanno più in motorino che in bicicletta, strombazzando e gridando a squarciagola. Giornata di festa, domenica, giornata di fine aprile, giornata buona anche per leggere, quindi spero che possiate passare un po' di ore in compagnia insieme al mio segno particolare. Alla prossima, ciao!